Ed ora sentiamo le novità della settimana nella rubrica A tu per tu con l'onorevole Gianluca Forcolin. L'ha incontrato per noi Paola Martini. Onorevole Forcolin, un tema che la riguarda come deputato e come sindaco. Parliamo di TAV, tema scottante tra l'altro, è molto controverso. Per quanto riguarda il tracciato che interessa il Veneto orientale, quali sono le novità? Ma le novità sono di quell'incontro di una quindicina di giorni fa, dove abbiamo avuto finalmente le rassicurazioni da parte del commissario Mainardi che il tracciato tanto contestato da parte di tutti, ovviamente il cosiddetto tracciato litorale o tracciato basso, viene comunque rivisto con uno studio di fattibilità che riporta il suo tracciato originario nel tracciato storico della ferrovia e appunto il commissario Mainardi ha promesso che dopo il primo semestre 2012 ci sarà appunto questo progetto di massima sul nuovo sviluppo, per cui vorremmo anche rassicurare i territori di Millepertiche e di Caposile che erano devastati da un progetto che abbiamo contestato dall'inizio. Quindi questo evita che anche nel nostro territorio ci sia una protesta violenta. Questo è sicuramente un buon risultato, sia per lei, sia come deputato che naturalmente frutto come di un duro lavoro. Però. Ecco, per Caposile e Millepertiche, visto che andiamo a elezioni e quindi ci sarà un futuro nei prossimi 5 anni, che cosa prevede? Che cosa c'è nel programma elettorale? Beh, sicuramente il fatto di aver eliminato o comunque di vedere la TAV come non più un problema anche infrastrutturale e del territorio per la sua fragilità e quindi aver evitato questo problema, c'è sicuramente uno sviluppo dettato dal PAT, dal nuovo piano, che prevederà sicuramente l'arricchimento di queste frazioni con quindi nuove costruzioni per i residenti, un aumento di qualità non di quantità quindi, che darà modo di portare nelle casse comunali anche nuove risorse attraverso gli oneri di urbanizzazione, attraverso l'IMU eccetera, e quindi ci sarà la possibilità di potenziare anche quei servizi che la comunità ha bisogno, in particolar modo Croce, Millepertiche e Caposile, proprio perché vogliamo che i figli di Musile rimangano possibilmente con l'ampliamento, con la casetta, con la tipologia classica del nostro territorio, poter rimanere nel nostro comune e non dover sfollare e quindi scappare in comuni limitrofi. Tornando su Caposile, ci sono problemi di viabilità che devono comunque essere risolti. Certo, Caposile ha un problema che conosciamo tutti, che è legato alla viabilità, soprattutto nel periodo estivo, e stiamo lavorando assieme alla provincia, quindi all'assessorato alla viabilità, per risolvere appunto questo nodo che è legato sia alla Iesolana, quindi davanti nel centro proprio della frazione, sia verso i Salsi, quindi sul ponte dei Salsi e via 4 novembre, che dà notevoli problemi soprattutto nel periodo estivo. Stiamo vedendo delle soluzioni per aiutare sia i cittadini a poter convivere sicuramente in modo migliore con questo flusso verso il mare d'estate e anche allo stesso tempo con la provincia per collaborare in sinergia e dare le risposte appunto importanti, ecco, soprattutto al centro. C'è un altro problema però che riguarda le frazioni, soprattutto adesso che lei parla in futuro di un aumento dei residenti e quindi si spera dei nuovi nati. Le scuole materne, o meglio scuole per l'infanzia come si chiama? Stiamo lavorando come amministrazione comunale soprattutto per un aiuto alle scuole paritarie o scuole private, in quanto crediamo che sia una risorsa molto importante. Io sto preparando una convenzione proprio per aiutare in particolar modo la materna di Croce, perché c'è in costruzione una nuova struttura. Vorrei e spero, auspico di avere appunto l'appoggio di tutte le forze presenti a Musile, forze politiche, perché ritengo che attraverso la nuova costruzione, attraverso questo aiuto, potremo dare veramente un valore aggiunto a Croce in questa importante infrastruttura. Così come con Millepertiche, infrastruttura che raccoglie 70 bambini, non dimentichiamo 70 da una parte e 90 a Croce, quindi stiamo parlando di oltre 150 bambini dai 3 ai 6 anni che hanno sicuramente bisogno di strutture idonee. Bene, Sindaco Forcolin, la ringraziamo e alla prossima appuntamento per discutere ancora un po' di problemi del Veneto orientale e locali in genere.